In questi giorni è in corso tra Regione Veneto, amministrazioni sanitarie, comuni e appunto associazioni di categoria un importante confronto per arrivare all'emanazione di quelli che saranno i protocolli emanati dalle istituzioni per disciplinare l'attività di gestione delle spiagge in assoluta sicurezza nell'estate 2020. Unione Mare Veneto ha voluto dare un contributo concreto e importante presentando un unico documento programmatico di proposta sottoscritto da tutte le nostre delegazioni e quindi tutte le spiagge del Veneto, da Bibbione fino a Rosolina, hanno condiviso un unico approccio composto da 18 punti programmatici. Andando nel dettaglio di questi 18 punti, come sarà la vacanza che il turista vivrà nelle spiagge del Veneto? Sin da subito ci siamo interrogati su come potevamo riorganizzare i nostri spazi e quali fossero gli accorgimenti da introdurre alla luce dell'emergenza in corso, con l'obiettivo di rendere le nostre spiagge fruibili e sicure. Per questo abbiamo voluto identificare il percorso ideale che il turista farà nella prossima estate, quando verrà in ognuna delle nostre spiagge, dal momento in cui accede alla biglietteria, durante tutto l'arco della giornata. Questi 18 punti sono una proposta semplice, concreta, di buon senso, che noi abbiamo voluto sottoporre alle amministrazioni per dare un contributo importante alla stesura di questo protocollo. Citiamo solo alcuni passaggi che voi avete inserito in questo protocollo, in questo documento. Abbiamo ovviamente ripensato una distribuzione degli spazi per favorire al meglio il distanziamento sociale e quindi un nuovo concept delle nostre spiagge. Ci siamo interrogati sul tema della sanificazione, introducendo importanti proposte da questo punto di vista e soprattutto il monitoraggio degli accessi attraverso le forme di prenotazione che saranno inevitabili per contingentare la fruibilità e gli accessi alle spiagge venete. Ora quindi il vostro documento è in mano a Regioni e ULSS. Sì, abbiamo depositato questo documento alle ULSS territoriali, alla ULSS 3 Serenissima, alla ULSS 4 del Veneto Orientale, alla ULSS 5 Polesana. Contestualmente ne abbiamo fatta trasmissione anche alla Regione Veneto, agli assessorati competenti e alla conferenza dei sindaci. C'è una grande cabina di regia, tutte le parti interessate, assieme anche alle altre associazioni, lavorano assieme per raggiungere un unico obiettivo, che è quello dell'apertura in sicurezza della costa veneta. Da questo momento il prossimo passo quale sarà, Presidente? Noi stiamo lavorando anche a livello nazionale nei rapporti con i colleghi delle altre regioni per avere la più ampia condivisione possibile su questi temi e su questo approccio. In questo modo crediamo che sarà più semplice avere la disponibilità da parte anche del governo centrale per far valere il peso della nostra regione su quella che sarà la formazione del protocollo sanitario che disciplinerà l'apertura delle spiagge durante la prossima estate.